Cari telespettatori, siamo con Ivana Fogo, che è del coordinamento donne dello SPCGIL del Veneto. Parliamo di un tema molto importante che è il DDL stupri. Che cosa è successo dal vostro punto di vista che non funziona? Allora, nel dicembre del 2025 è uscita dalla Commissione Giustizia della Camera un DDL che a nostro avviso eravamo soddisfatte perché per la violenza sessuale lì si diceva che doveva esserci il consenso libero, attuale, no? Ecco, da parte della donna ad avere un rapporto sessuale. Tra le altre cose nasceva da un accordo fatto anche tra la nostra Premier, la Meloni, e la segretaria del Partito Democratico, la Schlein, quindi era un DDL che usciva con il consenso trasversale. Cosa è successo? È successo invece che a gennaio, dalla Commissione Giustizia del Senato, invece che portare degli aggiornamenti o comunque migliorarlo con delle specificazioni, in realtà si inverte, a nostro avviso, il DDL esce con il fatto che la donna deve manifestare il suo dissenso. Cioè dire no. Dire no, per essere chiari, insomma, lì si parla comunque. Perché non va bene il no? E questo non va bene perché a nostro avviso si ritorna indietro, a nostro avviso in questo caso è la vittima che deve dimostrare di avere detto no e quindi si ritorna al fatto che tutto ricade sulla donna, la quale deve dimostrare di essersi opposta, e questo a nostro avviso è assolutamente sbagliato. Allora, lì nel DDL si parla di volontà contraria alla relazione sessuale, che di fatto per noi, insomma, è la donna che deve dimostrare il dissenso. Questo va anche contro quanto è previsto dalla Convenzione di Istanbul, che è stata fatta nel 2011 da tutti gli Stati europei. L'Italia ha recepito ciò che è scritto là, dove si parla per violenza sessuale di consenso chiaro e preciso, ed è stata recepita con una legge nel 2013, quindi a nostro avviso questo DDL è assolutamente sbagliato. Ora, le conseguenze quali possono essere? Le conseguenze sono che intanto bisogna riparte la discussione, e sono già in calendario i nuovi incontri e noi ci auguriamo che si trovi una soluzione. Ma ripeto, le conseguenze importanti sono che obbligano la donna a dimostrare che non era d'accordo e quindi che ha detto no. E quindi questo risulta molto difficile, oneroso, quindi non tornare indietro per voi. Allora, grazie mille di essere stata qui con noi, Ivana Fogo, grazie a voi di averci seguito e naturalmente vi racconteremo poi cosa succede, vi terremo aggiornati.